Il contributo d'accesso a Venezia entra in vigore per il terzo anno consecutivo. Fino al 26 luglio e per 60 giorni, principalmente dal venerdì alla domenica, chi non gode delle esenzioni entrerà in città pagando 5 euro se la prenotazione è anticipata di 4 giorni, 10 negli altri casi. L'anno scorso il contributo d'accesso a Venezia ha generato quasi 5 milioni e mezzo di incassi attraverso 720.000 turisti paganti. Le giornate erano state 54, 6 in meno di quest'anno. Paying a ticket to visit cultural places must be prohibited. Pagare un biglietto per entrare in una città dovrebbe essere proibito, dice la ragazza. Queste 8 studentesse spagnole in Erasmus a Modena hanno appena speso complessivamente 80 euro solo per aver messo piede in città. So expensive. Too expensive. Yes, maybe. 10 euros. Almeno finora un biglietto d'ingresso ad un'intera città esiste solo a Venezia, ma nonostante il clamore mediatico internazionale degli anni scorsi, molti ne scoprono l'esistenza solo arrivando qui. Piazzale Roma e la stazione Santa Lucia sono i 2 centri d'ingresso principali, quelli in cui ai varchi di controllo c'è più affollamento. Io non penso che sia una cosa corretta, Perché? O lo fa tutto il mondo o non lo fa nessuno. In Amsterdam, per esempio, anche hanno i canali e non fanno questa. Il provvedimento continua a far discutere e a generare domande. Serve davvero a governare i flussi turistici? Il prezzo dovrebbe essere più alto? Dovrebbe includere servizi aggiuntivi? I veneti, al momento esonerati, dovrebbero pagare? Ha pagato per entrare. Sono residente qui nella città. Cosa ne pensa del contributo d'accesso di aver dovuto far vedere, dimostrare che è residente per entrare? Non mi esprimo, Meglio di no, meglio non dire. no. Quanto pesi il turismo di massa a Venezia lo si vede sempre nel piazzale della stazione, dalla coda interminabile per imbarcarsi sul vaporetto per Murano. It's ridiculous. È ridicolo, dicono queste ragazze di Boston. Stanno aspettando in fila da 40 minuti. Poco distante dei residenti manifestano contro il contributo d'accesso. Noi non vogliamo vivere in un parco a tema e non è possibile dover pagare per entrare in una città. Se uno deve venire a un funerale a Venezia deve pagare. Se uno deve venire a Non c'è l'esenzione per il funerale. Assolutamente no, se non sei parente del defunto non c'è esenzione. Il gruppo distribuisce gratuitamente contributi d'accesso. Io come residente veneziano posso produrre infiniti QR code. Ognuno di questi QR code vale per 4 giorni, in questo caso 3, 4, 5, 6 aprile, e è valido per 10 persone. Quindi ciascuno di questi QR code sostanzialmente varrebbe fino a 400 euro ciascuno. E si può fare, il comune non le dice niente. Ma è il comune che ha fatto questa regola, non è colpa mia. Eppure c'è anche chi rimane distante non solo da ogni dibattito o polemica, ma persino dall'esistenza del contributo d'accesso persino in questo piazzale. Da dove viene? Da Milano? Ha dovuto pagare per entrare? No, Come mai? non lo so, non ho pagato. Ah, è passato senza... Sì, non ho, liberamente. Benissimo, complimenti, grazie. Buona giornata, buona Pasqua.